Amici di Radio Chef, lo sapevate che il vino può influenzare l'umore di una serata? Alcuni studi dimostrano infatti che il vino rosso, grazie ai suoi tannini e alla presenza di resveratrolo, può creare una sensazione di relax e di benessere perfetto per una cena romantica proprio. E allora, quale vino scegliamo per San Valentino? Lo scopriamo subito. Benvenuti in una nuova puntata di Radio Chef, il programma di cucina di Radio.0 dedicato proprio alle ricette degli ascoltatori. Oggi inauguriamo una nuova edizione del nostro viaggio tra sapori, tradizioni e novità enogastronomiche. E di cosa parleremo in questa puntata? Beh, dei vini perfetti per San Valentino con un esperto d'eccezione. Ci faremo guidare nell'evento le grandi verticali delle città del vino del Friuli Venezia Giulia e poi scopriremo una ricetta speciale dei nostri ascoltatori per una cena romantica e parleremo di degustazioni ed un evento in vista anche del carnevale. Ma iniziamo il nostro viaggio anche tra eventi e eccellenze gastronomiche del Friuli Venezia Giulia grazie alla collaborazione con Promoturismo FVG che ci aiuta a scoprire le migliori eccellenze del territorio. Per iniziare questo percorso con il calice giusto abbiamo con noi un ospite d'eccezione, Tiziano Venturini, sommelier e coordinatore delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Gli diamo subito il benvenuto a Radio Chef. Ma Tiziano, volevo iniziare con te celebrando proprio l'amore in questi giorni in vista di San Valentino. Parliamo di cene romantiche e quale vino ci consigli per stupire il nostro partner? Ciao, grazie dell'invito. Io credo che si possa abbinare la giornata a un vino rosso. Questa sarebbe la mia proposta. Un vino rosso, io andrei senz'altro su un vino autoctono, un vino curioso, proporrei il Pignolo. Ecco, la mia proposta per una bella serata, naturalmente da abbinare con vari cibi, ma se devo fare una proposta del vino, certamente proporrei un buon Pignolo. Mi piace anche perché abbiamo iniziato seguendo proprio questo mood, ma adesso lanciamoci nell'avventura delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Stanno crescendo sempre di più e continuano anche a promuovere la cultura enologica e gli eventi locali. Puoi raccontarci di più sui prossimi appuntamenti delle città del vino del Friuli Venezia Giulia, come si svolgono e quali esperienze offrono anche agli appassionati? Sì, allora diciamo viviamo una bella stagione come città del vino in generale a livello nazionale, perché abbiamo superato già le 500 comuni che aderiscono a Città del Vino, ma anche a livello regionale siamo arrivati già alla 40ª città del vino che ha aderito all'associazione e abbiamo alcuni comuni interessati ad entrare nell'associazione. Questo chiaramente grazie all'attività che facciamo a livello nazionale, ma devo dire anche l'attività che svolgiamo come coordinamento regionale delle città del vino. L'hai accennato tu, è in corso un'iniziativa che è iniziata lo scorso anno, nel 2024, ed è la seconda edizione delle grandi verticali delle città del vino. L'anno scorso abbiamo avuto un ottimo successo, l'abbiamo riproposto quest'anno con una formula un po' diversa. L'abbiamo incentrato sul tema del gemellaggio. Siamo città del vino, ci fa piacere avere il collegamento, il confronto anche con altri territori del vino, perché questa è anche nel nostro DNA di città del vino, e quest'anno abbiamo fatto appunto questa proposta di incontrare, non confrontare, incontrare altri territori e altri vini, altri prodotti. Quindi abbiamo organizzato 12 serate, siamo giunti alla terza serata. In questi incontri coordinati e gestiti da Matteo Bellotto, che è stato un po' l'ideatore di questa iniziativa, vengono degustati dei vini locali, quindi 12 appuntamenti, quindi 12 città del vino che propongono i propri viticoltori, e poi il confronto anche con vini che arrivano da fuori regione. Questa formula è stata apprezzata sia dai nostri viticoltori, che ci augurano anche di poter poi avere uno scambio con le regioni che noi attualmente ospiteremo, ma è stato di grande interesse anche della città del vino e comunque dei territori del vino che vengono qui da noi per un'esperienza che devo dire è unica a livello nazionale. È vero, poi si parlerà di ribolla gialla e fiano d'Avellino, del friulano insieme al Thai di Lison di OCG, il Pinot grigio, ma anche la Vitosca e il Vermentino di Liguria, lo Schioppettino di Prepotto e la Schiava Alto Adige. Questi solo alcuni dei tanti abbinamenti di cui si parlerà
in questi vari appuntamenti che ci accompagneranno nelle città del vino del Friuli Venezia Giulia fino al prossimo giugno. Ma in vista dell'estate, c'è qualche anticipazione già che ci puoi dare per gli appuntamenti per la bella stagione? Sì, allora naturalmente c'è nel periodo estivo, c'è una programmazione già consolidata nel tempo, però mi fa piacere questa domanda per dire che quest'anno, per il secondo anno, porteremo la seconda edizione delle Notti del Vino. Abbiamo con molto coraggio l'anno scorso lanciato questo nuovo format, questa nuova iniziativa. Siamo riusciti a raccogliere l'adesione di ben 26 comuni, abbiamo organizzato ben 28 appuntamenti durante il periodo estivo, dal mese di luglio al mese di agosto. E devo dire che questa iniziativa è stata guardata con molto interesse dalla Città del Vino nazionale, tant'è che ha voluto quest'anno farsela propria, e noi ben volentieri abbiamo fatto da apripista lo scorso anno, e quest'anno le Notti del Vino sarà un evento di carattere nazionale legato alle città del vino. Quindi in tutto il territorio nazionale durante il periodo estivo ci saranno degustazioni, ma non solo degustazioni di vino, ci sarà la possibilità di degustare anche prodotti della gastronomia locale, ma abbinato a eventi di carattere culturale e di intrattenimento. Cin cin anche voi. Molto bello, grazie per il tuo brindisi finale, Tiziano, perché è un viaggio proprio che ci guida anche verso la bella stagione, ci fa già pensare quindi al prossimo passo anche per questo 2025. Ti ringraziamo per i tuoi consigli e vi ricordo che potete scoprire anche tutti i prossimi appuntamenti sui canali delle città del vino del Friuli Venezia Giulia e sul sito turismofvg.it. Ma ora arriva il momento gustoso della nostra puntata. Passiamo infatti alla nostra ricetta degli ascoltatori. Oggi vogliamo condividere con voi una delizia perfetta per gli amanti del cioccolato. Voi che cuore avete? Avete il cuore morbido come i tortini che ci propone Angela da Tricesimo? Questo dolce è ideale per chi vuole stupire con un dessert goloso e anche scenografico, ma attenzione perché ci sono alcuni consigli che dovete tenere bene a mente. Ma partiamo intanto dagli ingredienti. Vi serviranno 110 g di burro, 110 g di cioccolato, 2 uova, 40 g di zucchero e 25 g di farina. Andate a sciogliere a bagnomaria il cioccolato insieme al burro, lo mescolate, lo lasciate raffreddare e poi versate il composto in una ciotola, aggiungete lo zucchero e continuate a mescolare con il mixer o con una frusta direttamente. Una volta amalgamato incorporate le uova una alla volta, unite poi la farina setacciata e nel frattempo imburrate e infarinate con cura gli stampini, li riempite fino a 2/3 dell'altezza e riponete in freezer per almeno 6 ore. Questo è molto importante perché devono rapprendersi. Una volta congelati li riponete su una teglia, poi in forno ventilato già caldo a 200 gradi per 7-8 minuti, non di più, fino a che la superficie dei tortini non si sarà rappresa. Lo noterete proprio perché si crea questo velo proprio sopra i tortini. Li capovolgete poi su un piatto e spolverizzate con zucchero a velo e li servite caldi. Grazie intanto ad Angela per averci scritto. Vi ricordo che tra le cose a cui dovete fare attenzione, le uova e il burro non devono essere troppo freddi per una consistenza davvero perfetta. Il segreto è proprio la cottura. 180-200 gradi a seconda del vostro forno per 7-8 minuti, perché se prolungate troppo l'interno si solidifica e non c'è più l'effetto sorpresa. E anche andando ad imburrare, infarinare i vostri stampini, riuscirete a sfornarli facilmente senza romperli, che è un po' anche il segreto della nostra ricetta. E continuiamo anche il nostro viaggio. Dopo averci ingolosito un po', anche in questa nuova edizione di Radio Chef continueremo a viaggiare in Friuli Venezia Giulia e non solo, anche nei territori vicini. Infatti con la rivista Mein Sonntag dedicata a viaggi ed enogastronomia in Carinzia continuiamo a viaggiare. Grazie a loro oggi vi portiamo alla scoperta proprio di 2 eventi imperdibili e ci trasferiamo subito anche in Slovenia. Da non perdere il Festival della Malvasia a Portorose. Dal 9 al 10 marzo il vino, simbolo della penisola istriana, sarà proprio al centro dell'evento che si svolgerà nel centro congressi del Life Class Hotel Slovenia a Portorose. Lì potrete degustare tutti i giorni dalle 15 alle 19 i meravigliosi vini Malvasia dei migliori viticoltori dell'Istria slovena, italiana e croata. Il popolare vino bianco viene prodotto con l'uva autoctona e viene invecchiato in vari modi, come spumante, vino fresco, invecchiato in botte, fino al vino orange o al vino da dessert. Biglietti disponibili direttamente sul posto, costano circa 25 euro al giorno, così arrivate preparati. Invece, spostandoci a Ptui, dal 22 febbraio fino al 4 marzo si svolge un folle trambusto. Gli Irsuti Kurens sono al centro dell'attenzione e lo storico anche Kurentovani è addirittura uno dei 10 migliori eventi del carnevale
del mondo, secondo Lonely Planet. Si apre con il salto di Current il 2 febbraio a mezzanotte, il 22 inizia la grande sfilata di carnevale con le maschere tradizionali. Il 26 febbraio si svolge la corsa dei Current e qui viene celebrato anche il sabato grasso, la domenica grassa e qui c'è anche il lunedì grasso, che si svolgono alle sfilate e si svolgono delle sfilate alle quali tutti possono partecipare. Trovate tutte le informazioni sul sito di MindZontac per divertirvi e per continuare a viaggiare anche in tutti i territori vicini al nostro Friuli Venezia Giulia, perché ci andiamo un po' a riempire lo spirito proprio in questo periodo. E direi che per la nostra puntata di oggi è tutto, ci ritroviamo domani per aprire le porte anche della giornata di San Valentino, parleremo ancora di ricette, vi porteremo a scoprire tutte quelle migliori per far innamorare dal gusto la vostra dolce metà. Continuate a seguirci anche sui social, vi auguro buon pranzo e continuate a scriverci anche le vostre ricette per diventare protagonisti proprio qui a Radio Chef. Ciao a tutti, buon gusto!